Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto al titolo, riprenderò un po' il discorso della zucca arancione. Per chi non ha seguito il racconto pillola fantasia della zucca arancione, lo riprendo un attimino per chiudere bene il discorso. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Legale Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera il Legale Marietto Veneziano coadiuvati da Miras tengono un percorso esoterico gratuito alle 20:30. Se vi volete iscrivere, i link sono sotto qui in descrizione. Se lasciate anche un bel commento sotto la descrizione e un super like, il vostro Marietto è contento come Rintintin. Bene, riprendo un po' il discorso della zucca arancione e finisco per chiuderlo bene. Per chi non l'ha ancora sentito, riprendo un attimino. Cioè praticamente circa 8-9 anni fa, adesso non mi ricordo più esattamente la data, una mia parente aveva un orto e in questo orto aveva piazzato delle zucche. Erano cresciute veramente in modo importante e verso la fine della stagione bisognava spostare. Io a quei tempi pesavo 110 kg e c'era zucca più grossa che bisognava spostare vicino a casa mia, cioè a casa sua di questa mia parente, e quindi praticamente mi ero offerto di spostarla, visto che questa parente era massimo 50 kg, la zucca praticamente pesava la metà di lei, era sui 26-29 kg, una cosa immensa. Quindi ho preso un carrello e l'ho spostata, gliel'ho messa nel corridoio del palazzo della casa vecchia dove abitava solo lei e l'ho lasciata lì. A me in quel periodo lì io mangiavo di tutto, era un tritacarne, un tritatutto, però chiaramente la zucca non mi piaceva. E l'ho lasciata lì. Dopo 2 giorni l'ho lasciata in un corridoio praticamente dove non passava nessuno. Dopo 2 o 3 giorni questa signora viene da me e mi dice: senti, ma dove mi hai messo la zucca? E io ho detto: ma l'ho messa lì nel corridoio, l'altro giorno ho fatto una fatica a portarla là, non riuscivo neanche a prenderla in braccio, ho dovuto prendere un carrello, insomma era un percorso a ostacoli, no, una gincana, era un camel traffic praticamente a portare la zucca nel posto dove l'ha piazzata e nessuno sapeva dove era. Questa signora qui mi dice: ma guarda che me l'hai portata via te perché non c'è più. E io dico: ma è impossibile, non l'avrei vista. Oppure te l'avrà portata via tuo figlio e l'avrà regalata a qualcuno, perché sicuramente non, a me non piace la zucca. Morale della favola, lei insisteva che non c'era più. A che il vostro marietto ha preso e ha detto: ma sì, dai, adesso vengo io, te faccio vedere dove l'ho messa, così ti metti il cuore in pace. Morale della favola, vado nel posto dove l'avevo piazzata e la zucca non c'era più. A che ho pensato subito che suo figlio l'avesse presa. Lei invece pensava che l'avessi portata via io. Ma era impossibile, perché si passava dalla sua cucina per andare in quel corridoio e lei era sempre lì in quella casa e io praticamente avrei fatto una fatica immensa a spostare quella zucca. Allora, visto che era una casa vecchia di 2 o 3 piani, sono andato su tutti i piani che erano deserti, praticamente perché non ci abitava nessuno, c'erano tutte le porte aperte, insomma una casa diroccata. E morale della favola, la zucca non c'era. Sono andato in cantina, ho preso la pila, sono andato dappertutto, ho fatto proprio una radiografia in quella casa, mi sono messo anche nel posto dove proprio ho piazzato la zucca, perché ho detto: se arriva la padrona degli altri appartamenti e l'ha portata via, sicuramente ha dovuto strisciarla, per il semplice fatto che è impossibile, visto che i pavimenti erano di sasso fatti a mano, cioè praticamente una casa del 1700, ho pensato avrà strisciato. Mi sono messo proprio nel posto fisico dove c'era la zucca di 26 kg e non c'è nessun tipo di effrazione, praticamente era sparita. Anche ci siamo messi a parlare dopo 10 minuti che ero in giro per la casa a cercare sta benedetta zucca. Ci siamo messi a parlare a 1 metro e mezzo da dove da dove io avevo piazzato la zucca. Ci voltiamo e la zucca riappare. Io resto di ghiaccio e questa persona guarda me e mi dice: ma come hai fatto? E io ho pensato subito che erano stati loro, queste entità che ogni tanto mi fanno questi esseri che mi fanno questi segnali della serie: non ci siamo dimenticati del Marietto. Al che poi mi ha raccontato altre cose che aveva visto quando era vicino a me qualche anno prima, questa signora. Ma della favola, poi me ne sono andato e gli ho detto: senti,
non raccontiamo a nessuno per il semplice fatto che qui ci prendono per pazzi, teniamolo per me e te, questa qui è una storia che non dobbiamo raccontare a nessuno. Ma perché vi voglio raccontare vi ho raccontato di nuovo questa storia? Sempre fantasia, chiaramente. Perché mi viene in mente ogni tanto il capitano degli Alpini di Torino, quando io avevo 23 anni e facevo il barista in questa casa dei sogni, quando ogni tanto veniva a trovarmi e mi diceva: sai Marietto, potranno sfuggire alla mia giustizia, ma non sfuggiranno mai alla giustizia di Dio. E ogni tanto piangeva davanti a me perché gli sarebbe dispiaciuto non esserci in questi tempi qua. Mi diceva: io quel giorno che tu avrai 50 anni, 60 anni non ci potrò più essere, e mi piange tantissimo il cuore per il semplice fatto che avrei voluto esserci a difenderti. Comunque non preoccupate che andrà tutto bene. Però la frase che proprio mi aveva toccato in quei momenti lì era: potranno sfuggire alla mia giustizia, ma non sfuggiranno alla giustizia di Dio. Bene cari amici, detto questo, la zucca poi è tornata, se la sono mangiata, molto probabilmente me la sono mangiata anch'io. Queste forze, queste entità, questi chiamiamole forze angeliche, forze, chiamatele poi come volete, ci sono, e ogni tanto una mano al vostro Marietto la danno sempre. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito questo bel racconto di fantasia. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.